L'SOS scatta come un fulmine, un lampo improvviso. L'emergenza avrebbe tuonato in una chat su Telegram riservata ai medici. Venice Medical Assistant cerca urgentemente un medico per coprire i turni di stanotte e domani notte per i codici bianchi presso l'ospedale di Sant'Orso. Vista l'urgenza, queste 2 notti verranno retribuite 90 euro all'ora. L'orologio indica mezzogiorno e 26 minuti di martedì 10 maggio. In Veneto le aziende sanitarie hanno appaltato 18 pronto soccorso su 26 alle cooperative. Ma attenzione, Venice Medical Assistance non avrebbe vinto l'appalto per gestire i codici bianchi e verdi al pronto soccorso di Sant'Orso. La gara se la sarebbe aggiudicata Antesis di Treviso. Io ho un appalto, mi si è scoperto un turno dalla mattina per la sera e ho cominciato a fare le mie ricerche. Punto. Ho trovato la persona, ho coperto il turno, ma poi è successo tutto quello che è successo che sono rimasta basita. Punto. A spiegare la questione la presidente di Antesis. Insomma, sarebbe un equivoco, ma tutto succede in casa dell'ULSS 7. È l'azienda sanitaria che deve essere garante di fronte ai cittadini e ci chiediamo se arruolare i medici last minute, offrendo ingaggi più alti per coprire l'emergenza, sia un sistema che garantisce la qualità del servizio. Non può essere reclutato personale all'ultimo minuto come fosse un personale generico, un elettricista o un fabbro. Qui si parla di medici e della salute dei cittadini. Senza perdere tempo proviamo a fare chiarezza. Eccoci all'ospedale di Sant'Orso. Al pronto soccorso bocche cucite, senza autorizzazione della direzione medica, non possono parlare. Allora andiamo in direzione medica, ma anche in questo caso niente da fare. Il direttore medico non può parlare senza l'autorizzazione della direzione generale. Insomma, un effetto domino che ci porta dritti dritti al direttore generale dell'ULSS 7, Carlo Bramezza, che sia lui a chiarire la situazione. Penso che a Sant'Orso sia successo un gran pasticcio in cui qualcuno parla di equivoci, qualcuno parla di cose che sono naturali nella conseguenzialità di un appalto. Io penso che l'appalto abbia delle strutture ben definite che devono essere verificate dall'azienda, che ha l'obbligo di vigilanza sugli appalti e quindi capire se c'è un'interposizione o un subappalto addirittura e se è prevedibile che a poche ore dall'inizio di un servizio si possa garantire la qualità degli esercenti le professioni mediche anche con questa metodologia. Insomma, alla fine proviamo a trovare una morale in questa storia che ci lascia diversi dubbi, ma anche una riflessione. Forse la programmazione politica sanitaria va rivista. È stata sbagliata una programmazione negli anni da parte di tutta la politica, sia quella romana sia quella veneta, perché lo scaricabarile tra le responsabilità politiche non ci piace e questo è il risultato che è stato accelerato dall'epidemia di Covid e che evidentemente qualche politico voleva lasciare in eredità ai politici futuri, ma non è andata come avevano previsto. Sostanzialmente il Covid ha accelerato tutto questo e adesso la patata è in mano a chi aveva la responsabilità anche 15 anni fa.